in collaborazione con Benvenuti a un altro appuntamento con il Medico Informa. Gli ospiti di questa puntata sono il professor Carlo Trombetta, che è il direttore della struttura complessa clinica urologica di Asuggi. Grazie professor Trombetta per essere tornato nei nostri studi. Anche la dottoressa Francesca Vedovo, che è dirigente medico sempre della struttura complessa di urologia di Asuggi, torna nei nostri studi e quindi ringrazio anche lei per essere nuovamente con noi. Allora, cominciamo subito. Professor Trombetta, quali sono le attività in cui si articola urologia? Perché ci sono delle cose che magari noi possiamo anche dare per scontate, altre cose che magari non conosciamo, se non altro il fatto che la vulgata vuole che l'urologia si occupi soltanto dei problemi dei maschi. No, l'urologia è una disciplina molto, molto ampia, tant'è vero che oggi riconosciamo dei settori, il più in voga attualmente è quello dell'urologia robotica, dove si trattano soprattutto chirurgie del tumore del rene, della prostata, qualche volta della vescica. Poi c'è tutto un ampio settore che viene chiamato endurologia, però penso che si possa parlare più facilmente di trattamento della calcolosi urinaria, che ha interessante l'aspetto che non è soltanto diagnosi, ma è anche prevenzione e comunque profilassi delle recidive, che vuol dire che alla fine del trattamento il paziente ti dice: bene, ma cosa devo fare per non avere più calcoli? E questo è un aspetto anche molto, molto importante che gestiamo qualche volta insieme ai nostri colleghi nefrologi. Un altro aspetto che a Trieste in particolare viene coltivato da molto tempo è il settore, la parte andrologica, perché l'andrologia triestina è conosciuta da diversi anni, anche prima che arrivassimo noi, perché c'è sempre stata una particolare attenzione ai problemi come l'infertilità di coppia, come il deficit di erezione, l'eiaculazione precoce, i problemi di dimensione, tutte le situazioni più propriamente maschili che fanno sì che venga un po' considerata l'urologia come una disciplina soprattutto delle maschere. In realtà non è così, perché ci sono tante condizioni, come per esempio l'incontinenza, come la calcolosi stessa, come purtroppo i tumori, dove la percentuale di donne coinvolte non è importante. Ma volevo ancora dire il fatto che esiste una parte della nostra disciplina che si occupa di microchirurgia, cioè noi in certi interventi utilizziamo il microscopio operatore perché le strutture che andiamo a operare sono così delicate che necessitano di questo tipo di ausilio, e questa è un'altra parte che noi cerchiamo non solo di utilizzare sui pazienti, ma anche di trasmettere nell'ambito dei nostri master ai numerosi colleghi che si rivolgono alla nostra clinica per approfondire la loro preparazione. La microchirurgia confina con la chirurgia sartoriale? È qualcosa di consimile o sono due cose comunque differenti? Si confina, però quando parlo di microchirurgia mi riferisco all'infertilità. Noi riusciamo per esempio a collegare due monconi differenti, per esempio nelle persone che hanno subito una vasectomia. Riusciamo a operare la chirurgia del deficit di erezione nei casi arteriogenici, cioè quando è legata a un danno arterioso, e anche lì è necessario l'utilizzo del microscopio operatore. Qualche volta anche la chirurgia dell'uretere è importante, se non proprio il microscopio operatore, utilizzare quelle che noi chiamiamo occhialini ingranditori o in loops, che aiutano l'operatore a fare un lavoro fatto con più precisione, con più cautela, con maggiore dimestichezza. Dottoressa Vedovo, invece, la sua specifica attività, quella che la impegna maggiormente, qual è?
Io mi dedico soprattutto a quella che viene definita urologia funzionale, che è una super specializzazione dell'urologia che si occupa di tutti quei disturbi legati ad alterazioni della dinamica minzionale. Quindi ci occupiamo di problemi della fase di svuotamento vescicale, forse avrete sentito parlare di ritenzione urinaria, ma soprattutto ci occupiamo di incontinenza urinaria, che è una problematica molto diffusa. Pensate che ad oggi le stime dicono che 5 milioni di italiani, quindi circa il 9% della popolazione italiana, si affetta da incontinenza urinaria, quindi capite bene come sia una problematica molto diffusa. E a volte erroneamente si pensa che l'incontinenza sia una delle manifestazioni dell'invecchiamento, come potrebbero essere le rughe o i capelli bianchi, e quindi i pazienti pensano che bisogna tenersela, ma non è affatto così, perché l'incontinenza urinaria è una condizione che ha una diagnostica precisa, ma soprattutto ha dei trattamenti, e quindi è molto importante rendersi conto che se si ha questo problema esiste una diagnostica e un trattamento per risolvere questa condizione e migliorare quindi la qualità della vita. Ci sono, professor Trombetta, anche trattamenti di tipo chirurgico per l'incontinenza urinaria? Sì, ci sono sempre stati, attualmente è anche un po' in voga fare trattamenti anche con la robotica, ma diciamo che per quanto riguarda l'incontinenza maschile, in questo periodo la nostra clinica stiamo sviluppando l'applicazione di sling, ossia in pratica sono come delle benderelle che vengono utilizzate come sostegno del bulbo dell'uretra e che consentono di evitare operazioni più demolitive, una cosa abbastanza semplice e che ha un buon risultato. Chiaramente poi c'è il grosso settore dell'incontinenza femminile, che anche lì si può giovare della robotica, ma talvolta è sufficiente fare quello che viene chiamata una colposacropessia, cioè quello di sospendere all'osso, al sacro, delle strutture che ricostituiscono poi la stabilità funzionale del piano perineale. Diciamo che però per arrivare a questo tipo di chirurgia dobbiamo fare una diagnostica molto fine, molto precisa, e non pensare che la soluzione chirurgica sia quella di prima scelta, perché esistono tutta una serie di terapie mediche e non solo mediche che possono anche evitare la chirurgia. C'è, dottoressa, anche da sottolineare questo, no? Avere a che fare con problemi di incontinenza urinaria, come dire, potrebbe essere, non è una cosa molto facile da ammettere, probabilmente è persino difficile ammetterlo anche con il proprio medico di medicina generale, no? Insomma, è che non è necessariamente, come ha detto lei, sintomo di invecchiamento, eccetera, però è una di quelle cose che non fa piacere ammettere, ecco, sì, dici bene, infatti l'incontinenza urinaria spesso è un tabù, non se ne parla, ci si vergogna, i pazienti non lo dicono perché spesso è associata a un'idea di sporcizia, che non è affatto così, quindi il paziente si tiene le mutande bagnate, non lo racconta nessuno, pensa che sia una condizione che non abbia una risoluzione e quindi neanche va ad approcciarsi ad una struttura clinica perché pensa che appunto non ci sia una soluzione. Quindi, se permetti, un messaggio che mi piacerebbe trasmettere a chi ci sta ascoltando da casa è che se ci fosse qualcuno che si rende conto di avere questa problematica, si faccia coraggio, parli con il proprio medico di medicina generale e si faccia prescrivere una visita presso l'ambulatorio di urologia funzionale che è ubicato ai poliambulatori di Cattinara, al fine di intraprendere la diagnostica corretta e poter accedere a quelle che sono le terapie, i trattamenti che sono diversi dal tipo di incontinenza, in modo tale da migliorare la propria condizione clinica e la propria qualità della vita. Quindi sì, bisogna assolutamente parlarne per poter avere un futuro con una qualità di vita migliore. Posso chiederle, so che è una domanda che può sembrare un pochettino strana, ma volevo capire esattamente i sintomi precisi a cui fare attenzione in questo senso, no? Perché magari, insomma, qualcuno di noi potrebbe anche preoccuparsi eccessivamente, cioè esattamente
il sintomo è proprio quello di, come dire, bagnare gli slip. Allora, la definizione della Società Internazionale è proprio, per incontinenza si intende qualsiasi perdita involontaria di urina. Okay. Chiaramente anche una infezione delle vie urinarie può simulare un'incontinenza, che sarà un'incontinenza transitoria. È meglio preoccuparsi di più che preoccuparsi di meno, quindi se vedete che avete un'incontinenza andate dal proprio medico di medicina generale, si può fare un esame molto rapido che è un esame urinocultura per escludere che sia un'infezione in corso e quindi una volta che abbiamo escluso questo avviarsi ad una visita urologica più specifica, più specialistica. Quindi non è che c'è il sintomo base, quello di bagnarsi gli slip, però bisogna fare una diagnostica differenziale che va affidata allo specialista. Come procede, professore, nel campo urologico la ricerca? Dove va? A che cosa guarda? Lei ha già detto, sappiamo che è uno appunto dei campi più interessati dalla robotica e anche appunto da medicina di precisione, eccetera. Attualmente ci sono strade nuove? Ma sì, noi stiamo percorrendo diverse strade. Per esempio un settore importante che io ho sempre coltivato, in cui ho sempre creduto, è quello di saper esaltare professionalità che lavorano in contiguità e che lavorano per lo stesso fine, ossia sul benessere del paziente. Non sempre è necessaria la figura del medico, o meglio, è bene che il medico in certe situazioni si faccia aiutare da persone come gli psicosessuologi, gli psico-oncologi che lavorano a stretto nostro contatto e che hanno sviluppato addirittura poi un'attenzione particolare a certe problematiche. Alcuni si occupano per esempio dell'infertilità di coppia, alcuni si occupano del deficit di erezione, alcuni si occupano anche dell'incontinenza, alcuni si occupano di coloro che in seguito ai nostri interventi per esempio sono portatori di un'astomia e quindi hanno avuto una modifica dell'habitus corporeo. Assieme a queste persone noi abbiamo dei filoni di ricerca importanti che hanno portato delle pubblicazioni anche di livello internazionale e che ci hanno dato molto soddisfazione. Io ho la particolare attenzione a far sì che i 22 specializzandi che stanno completando la loro formazione presso la Clinica Urologica di Trieste introiettino questo aspetto, no? Cioè che sappiano capire che ovviamente uno deve essere un bravo medico, un ottimo specialista, ma poi c'è anche il momento di riconoscere i propri limiti e capire che se il medico parla al paziente è la persona giusta, ma qualche volta, grazie a Dio, noi abbiamo da interloquire con delle persone sane, che non sono per forza da medicalizzare e quindi si tratta a volte di riconoscere i nostri limiti e comprendere che un aiuto di una figura di questo tipo di professioni, intendo dire gli psicoterapeuti, gli psicologi, gli psico-oncologi, come dicevo prima, è vincente perché è quello di cui poi ha bisogno il nostro paziente. Il paziente si sente gestito a 360 gradi e non solo ai 180 che un medico può fare. Parliamo giusto un attimo di un altro problema che tocca la vostra struttura, eccetera, e che è quello annoso del tumore alla prostata. È uno, lo sappiamo, dei tumori più insidiosi, anche perché è quasi del tutto asintomatico. Bisogna prestare una certa attenzione, soprattutto dopo i 50 anni stavo per dire per i maschi, è logico. C'è il PSA, che è una prova molto per nulla invasiva, insomma si fa attraverso la prova del sangue, io lo so, eccetera. Da questo punto di vista ci sono novità particolari, eccetera? Non so chi dei due mi può rispondere. Vai, se alterniamo facciamo con la dottoressa Vedova. Sicuramente novità ce ne sono e sono molte.
Mi premerebbe dire una cosa però, se è possibile. Come no? Noi ci focalizziamo tantissimo sul tumore della prostata, che effettivamente ha un'incidenza molto alta. Bisogna fare il PSA, bisogna fare la visita urologica, però un altro tumore che è molto più aggressivo del tumore della prostata, che è di competenza urologica, è il tumore della vescica e dell'alta via urinaria, parlo del carcinoma uroteliale, che assolutamente è da temere. Quindi attenzione, e questo è un messaggio importante che vorrei dare a quando si vede sangue con la pipì, alla macroematuria, che può colpire sia gli uomini sia le donne. Quindi importantissimo mai trascurare un sintomo, soprattutto nei forti sfumatori, di quando si vede il sangue nelle urine, andare subito dal medico di base. Questo, se mi permetti, era un messaggio che volevo assolutamente dare. Il tumore della prostata segue, diciamo, un iter abbastanza chiaro, quindi gli uomini, se non hanno familiarità di primo grado di tumore, devono fare il PSA dai 50 anni e poi sempre associato ad una visita urologica. Quando lei parla di sangue nelle urine, cioè è una cosa che è evidente, non significa urine di colore rosso? Sì, io parlo proprio di urine di colore rosso. Ecco. Quando si vede del sangue delle urine che a volte si trascura, spesso ci si spaventa di questo sintomo e per fortuna quasi tutti vanno dal medico, però a volte viene trascurato questo sintomo e un ritardo diagnostico in un tumore come quello uroteliale può essere, diciamo, fatale o comunque può cambiare il tipo di trattamento che offriamo al nostro paziente. Quindi attenzione al sangue nelle urine, va sempre indagato. Laddove io, insomma, lo dico ogni volta che posso, ma non per, non so, far la parte dell'eroe che non esiste al mondo. Io sono stato operato di un tumore al testicolo e se non avessi fatto l'autopalpazione, per puro caso fra l'altro, perché poi dopo uno la fa anche per caso delle volte, probabilmente adesso non sarei qui. È un'operazione, io dico sempre, ne parlavamo anche prima, quando si dice dell'autopalpazione della donna al seno, come dire, è una cosa, significa qualche cosa. Quando si parla logicamente, è comprensibile, di palpazione del testicolo, è qualche cosa che viene vista come, non so, qualcosa di, diciamo, anche volgare, ecco, insomma, ma non è nemmeno questo il termine. La si può fare tranquillamente sotto la doccia, fra l'altro, ogni giorno, eccetera. Anche qua è il caso, senza poi come dire, impazzire dietro queste cose, però è il caso di fare un po' di attenzione, ecco. Assolutamente sì, e qui siamo probabilmente per sfatare questi miti. Bisogna parlare, non avere vergogna, i genitali vanno visitati, quindi anche alle mamme bisogna insegnare fin da piccoli ai bambini a palpare il testicolo, perché una diagnosi precoce, come dicevi tu, può salvare la vita. Quindi sotto la doccia, tra il pollice e l'indice, si palpa il testicolo e qualora si percepisse appunto una alterazione della consistenza, delle nodularità, anche qui subito dal medico di medicina generale, perché, come ho detto, una diagnosi precoce in questo caso può proprio salvare la vita, quindi credo sì, importante. Che tempo fa, quando intervistai il dottor Bucci, lui ebbe a dirmi: c'è un altro grosso problema, che noi maschi, non facendo più la visita militare, che una volta era comunque, diciamo, era un po' uno scoglio sotto certi aspetti, però lì era la prima volta forse che un medico ti vedeva nudo e quindi poteva anche rendersi conto di determinate cose. Anche qui una visita così urologica, non devo dire tanto per farla, però insomma. Sì, c'è stata un'iniziativa di tutti i primari delle urologie della nostra regione che hanno preparato un documento e portato all'attenzione dell'assessore affinché i ragazzi al compimento del 18° anno abbiano la possibilità per un anno di fare una visita urologica gratuita, cioè senza pagare ticket. La cosa sta procedendo, so che nel frattempo nella Regione Lazio questa stessa proposta è stata accettata. In pratica questo sostituirebbe la visita militare di una volta, anzi sinceramente avremo una visita militare fatta molto sì, meglio. certo, sì. A volte quando mi capita di visitare questi ragazzi dico: guarda, è come fare il tagliando della macchina, sì. cioè ti si vede,
si controlla bene, magari per te è uno stress, però nello stress ti do tutta l'informazione che si può dare a un maggiorenne che riguarda la sua vita sessuale, la sua vita riproduttiva e dopodiché ecco, se ha una fortuna al maschio è di essere tonico e non fasico, per cui se hai fatto questa visita, hai fatto al limite anche un esame glicosseminale che è perfettamente normale, diciamo dovresti essere a posto fino ai famosi 45-50 anni, che al limite poi lì si controllerà la prostata con il PSA, con la visita, con l'ecografia prostata transrettale, oggi molto spesso anche con la risonanza, perché i nostri radiologi hanno fatto dei passi notevoli nell'interpretazione di questo imaging, di queste immagini. Allora io ringrazio il professor Trombetta e la dottoressa Vedovo per essere stati con noi. Grazie a voi dell'invito. Il Medico Risponde torna fra 2 settimane, sempre di martedì. Grazie a tutti, grazie ancora e buona serata. Grazie, buonasera. Grazie, arrivederci. In collaborazione con